Incidente a Sistiana, dopo il tassista è morto anche il conducente della Mercedes. Si tratta del 70enne ingegnere di Sistiana Paolo Ghidini. Massacrato di botte in testa in un condominio di via Biasoletto a San Luigi nel corso di una rissa fra stranieri. La mobile ha preso l'aggressore che era armato di coltello. Elezioni europee e amministrative, stasera dalle 21 la maratona di Ring con tanti ospiti e collegamenti, in conduzione il vice direttore di Tele4 Ferdinando Avarino. La carica dei 25.000 per il concerto di Max Pezzali allo Stadio Rocco di Trieste, grande euforia nelle ore di attesa dei fan ai cancelli. Cresce l'attesa per la finale promozione del Pala Trieste contro Cantù, domani impianto sold out e mega schermi al Rocco. Arcieri dice tifosi fondamentali domani per la sfida decisiva. Buonasera e bentrovati a una nuova edizione del telegiornale serale della domenica di Tele4. Sale a 2 il bilancio delle vittime dell'incidente verificatosi ieri pomeriggio a Sistiana. Dopo la morte sul colpo del tassista, stamani è deceduto anche il conducente della Mercedes, una delle 4 auto coinvolte nel sinistro. Si tratta dell'ingegnere 70enne di Sistiana Paolo Ghidini, che nell'incidente aveva riportato traumi molto gravi. Le sue condizioni si sono aggravate nel corso della notte. Sale a 2 il bilancio delle vittime dell'incidente di Sistiana. Nella notte è deceduto anche Paolo Ghidini, l'ingegnere 70enne di Sistiana, che ha causato il tragico schianto alla guida della Mercedes classe GLA. Era morto sul colpo invece il tassista di Ronchi Roberto Burigato, di 54 anni, nel sinistro che ha coinvolto complessivamente 5 auto, di cui 2 parcheggiate a bordo della carreggiata. Ghidini aveva riportato traumi gravi, tra cui la rottura del bacino, ma era stato ricoverato a Cattinara in codice giallo in condizioni inizialmente stabili. Poi durante la notte le complicazioni, presumibilmente a causa di altri traumi interni, e il ricovero nel reparto di rianimazione dove l'uomo si è spento. Il 70enne stava viaggiando con la sua Mercedes in direzione Trieste e probabilmente a causa dell'elevata velocità ha perso il controllo del mezzo e invadendo la corsia di marcia opposta. Un impatto violentissimo e frontale, risultato fatale al tassista di Ronchi che faceva quotidianamente la spola fra l'aeroporto e il capoluogo giuliano. Sul posto sono intervenute 3 ambulanze, l'elisoccorso regionale e i pompieri, ma per il tassista non si è potuto fare altro che constatare il decesso. Spetta ora al PM Federico Frezza, insieme ai carabinieri della stazione di Aurisina, accertare le esatte dinamiche e cause della perdita di controllo del mezzo da parte del conducente della Mercedes, anche grazie alle telecamere piazzate in zona, valutando anche l'esito dell'alcol test effettuato dai sanitari dopo il sinistro. Intervento notturno della polizia locale la scorsa notte in piazza Garibaldi attorno alle 23. Una pattuglia è stata allertata dai passanti circa una violenta rissa in corso in via Vasari all'incrocio con via Oriani. I vigili intervenuti sul posto hanno identificato 3 cittadini pakistani in evidente stato d'ebbrezza, fermati non senza una certa fatica, visto che alla vista degli agenti hanno tentato di fuggire. Si è proceduto quindi all'identificazione dei presenti. A terra, peraltro, fra le auto in sosta è stato trovato anche un coltello, presumibilmente gettato da uno dei giovani dopo la lite nel tentativo di disfarsene e non doverne rispondere davanti agli agenti. Ma c'è un altro grave fatto di cronaca avvenuto nella serata di ieri. Massacrato di botte alla testa nel corso di una rissa fra stranieri in un appartamento nel rione di San Luigi a Trieste. La vittima è finita all'ospedale di Cattinara per un grave trauma cranico con emorragia. L'aggressore, in possesso anche di un coltello, è stato fermato dagli agenti della squadra mobile che sono intervenuti sul posto. Sentiamo la ricostruzione della vicenda anche dalle parole di una vicina di casa. A un certo punto addirittura una ragazza è tornata a casa e si è trovata uno straniero disteso per terra, tutto insanguinato, che non rispondeva, davanti proprio alla porta di casa. E ovviamente ha preso paura, abbiamo richiamato la polizia, l'ambulanza, l'hanno portato via.
E questa è la scena che si è trovata di fronte una donna che risiede nel condominio in via del Biasoletto 2 nel rione di San Luigi, un rione peraltro non toccato da fatti violenti da molto tempo e in particolare nell'ultimo periodo ritenuto assolutamente tranquillo. Il tutto è scaturito da un appartamento in cui si danno appuntamento una decina di stranieri quasi giornalmente e non mancano le urla e le liti. Ieri sera però la situazione si è fatta seria, già alle 7:30, 8 di sera una prima lite furibonda, poi poco prima di mezzanotte sono volate botte da orbi, in particolare al capo di uno di questi giovani stranieri che è finito a terra esanime sulle scale del condominio ed è stato necessario l'intervento d'urgenza di un'autoambulanza che lo ha ricoverato all'ospedale di Catinara con forti traumi cranici e un'emorragia in corso. Perché comunque è stato un grande spavento vedere anche banalmente il sangue sulle scale e poi sapere cos'era successo a casa nostra, proprio perché è successo proprio nelle scale di casa, no? Ed è stato comunque abbastanza, cioè poteva trasformarsi ancora di più in una tragedia se venivano coinvolte altre persone, perché non si sa mai cosa poteva succedere, quindi è andata anche bene in realtà. La squadra mobile ha già messo le mani sull'aggressore, un uomo che peraltro era armato anche di coltello e l'ha trasferito in questura per gli accertamenti del caso. L'uomo ricoverato all'ospedale di Catinara per fortuna non rischia la vita, ma i traumi al capo, i traumi cranici sono del tutto seri. Giornata di elezioni, come ben sapete, urne aperte fino alle ore 23 di questa sera per le elezioni europee ed amministrative. Allora, andando a vedere anche le immagini dei seggi, vi ricordiamo che stasera a partire dalle ore 21 c'è la maratona elettorale in occasione della tornata elettorale di europee e amministrative. In conduzione con tanti ospiti e collegamenti ci sarà il nostro vice direttore Ferdinando Avarino, quindi appuntamento su Tele4 alle 21. Diamo il dato relativo all'affluenza alle ore 19 dal portale Eligendo, 1337 sezioni su 1358, quindi siamo quasi al termine del dato definitivo per l'affluenza. In Friuli Venezia Giulia per le europee ha votato il 41,12%. Si è votato di più a Gorizia, oltre il 44%, a Pordenone 39% dei votanti, a Trieste 37%, a Udine si è superato il 42,9%, quindi Gorizia dove si è votato di più, segue Udine, Pordenone e Trieste, dato ovviamente relativo all'affluenza per le europee. Per quanto riguarda la tornata delle amministrative, che vede coinvolti anche comuni come Grado, San Dorigo della Valle d'Orina, Sgonico e Morrupino, ha votato il 47% degli aventi diritto al voto in Friuli Venezia Giulia. C'è anche però il governatore Fedriga, il governatore del Friuli Venezia Giulia, che è andato a votare questo pomeriggio. Ha votato presso il suo seggio elettorale di appartenenza anche il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Il governatore si è recato presso la scuola Stock di via Carli a Trieste alle ore 16:30 per esprimere la sua preferenza davanti alle telecamere e agli obiettivi di cameraman e giornalisti. Eccolo nelle immagini girate dalla nostra Elisabetta Gessi nella scuola in zona Campi Elisi. Poi Fedriga ha affidato ai social questo messaggio: partecipare è una scelta di democrazia, quindi un invito ad andare a votare, all'affluenza alle urne. E a proposito di voto, gran lavoro per l'ufficio elettorale del Comune. Rivediamo il servizio di Laura Buccarella realizzato ieri, ma che ci dà ancora indicazioni utili, per questo lo riproponiamo. Per tutta l'apertura delle votazioni, che lo ricordiamo per tutti, dalle ore 15 di questo pomeriggio fino alle 23 e domani domenica dalle ore 7 alle ore 23, gli uffici ininterrottamente rimarranno aperti per il rilascio dei duplicati o nuovi rilasci di tessere elettorali. La scorsa settimana abbiamo avuto già un buon numero di tessere elettorali rilasciate, oltre le 300, questa settimana, esclusa la giornata di oggi, già 1200, quindi vediamo come da una settimana all'altra l'incremento ci sia stato.
Macchina a pieno regime all'ufficio elettorale del Comune di Trieste, aperto per tutta la durata delle votazioni dalle 15 alle 23 di oggi e dalle 7 alle 23 di domani, dove è possibile ricevere una nuova tessera elettorale in caso di smarrimento, deterioramento e esaurimento degli spazi. E le giornate clou di vero e proprio superlavoro per il personale addetto sono proprio quelle dedicate al voto. Il personale è numeroso, gli sportelli sono tali da poter supportare adeguatamente tutte le richieste dei cittadini. Quindi anche per i ritardatari, insomma, è ancora possibile avere la tessera elettorale. Anzi, appunto, affrettatevi per coloro che appunto sono intenzionati almeno a fare la richiesta, visto che appunto c'è tempo fino alle 23 di domani. Ecco. Non aspettiamo però chiaramente l'ultimo momento, perché deve esserci anche poi il tempo di potersi recare in seggio, ecco, per poter votare. Tra le novità di quest'anno, oltre all'inedita votazione anche al sabato pomeriggio, c'è l'allestimento di un seggio speciale, il 400, destinato agli studenti fuori sede, collocato al piano terra del Palazzo di Passo Costanzi che ospita l'ufficio elettorale. Tanti studenti che risiedono qui a Trieste, quindi domiciliati qua a Trieste per motivi di studio, potranno per la prima volta, e ne abbiamo anche tanti perché circa 500 hanno presentato domanda secondo la normativa in tempo utile, potranno votare per la prima volta per i propri candidati, quindi della propria circoscrizione. In questa occasione è stato allestito, come prevede la norma, un seggio ad hoc. Già da oggi, anche dopo il termine delle votazioni alle 23 di domani, l'ufficio elettorale è in moto per gestire le operazioni di allestimento dei seggi con tutto l'esercito di presidenti e scrutatori e poi per lo scrutinio vero e proprio. E i seggi appunto elettorali dopo le 23 inizieranno immediatamente lo scrutinio che poi con tutto il materiale verrà consegnato al Palachiarbola, che è una struttura che è stata allestita appositamente per ricevere tutto il materiale dei seggi. Parte di quel materiale poi proseguirà per il Tribunale per le operazioni di determinazione poi dei risultati, quindi presso il Tribunale di Trieste e poi per la Corte d'Appello di Venezia. Importante notizia di servizio, la galleria Carso del raccordo autostradale resterà chiusa in direzione Trieste a causa di lavori urgenti dell'ANAS fino a sabato 22 giugno compreso. Galleria Carso in direzione Trieste chiusa a partire da stasera a mezzanotte e per 2 settimane, fino a sabato 22 compreso. L'ANAS deve provvedere con un intervento di manutenzione degli impianti situati all'interno del tunnel. La chiusura al traffico comporterà per tutti l'obbligo di uscita a Padriciano, utilizzando lo svincolo posto poche centinaia di metri prima dell'ingresso della galleria, con rientro sulla statale 202 all'altezza dell'abitato di Cattinara. Dunque si scende attraversando il cosiddetto bivio ad H, come si faceva prima che l'importante infrastruttura viaria fosse realizzata. Probabile dunque che si assista a qualche intasamento in zona in considerazione del flusso di mezzi pesanti provenienti dall'Isert in direzione Trieste e in particolare verso il porto, che torneranno a incolonnarsi sulla cosiddetta camionale. L'unica eccezione al divieto riguarderà i mezzi di emergenza e di soccorso. L'ANAS ha deciso di eseguire in questo periodo i lavori di manutenzione perché ritenuti non rinviabili. A questa situazione in autostrada si sommerà poi sul Carso anche il cantiere aperto da giovedì nella zona del centro Lanza di Prosecco, dove verrà realizzata la nuova rotatoria. Anche in questo caso sono previsti rallentamenti per la presenza di operai e mezzi da lavoro sulla carreggiata, una zona questa molto più frequentata del solito, poiché si tratta dell'ultima uscita utile in direzione Lisert per raggiungere Sistiana, dove FVG Strade sta provvedendo invece alla ristrutturazione urgente del cavalcavia. 25.000 persone sono attese questa sera allo Stadio Rocco per il concerto di Max Pezzali. Siamo andati a curiosare ai cancelli di Valmaura, dove in molti erano in attesa già da questa mattina. Siamo qua con Come mai non ci sarai, mi piace stare qui sotto il sole di Trieste. La corrente ci porterà di preciso dove non si sa, ma qualcosa di nuovo si troverà. Max Pezzali. Insomma, il tuo artista del cuore. Assolutamente. Ho appena fatto il Vasco Live, ma Max Pezzali non si salta mica. Mi piace andare ai concerti, quindi
ho colto l'occasione di venire qui a Trieste. E questo è il pubblico di Max Pezzali, 25.000 attesi allo Stadio Rocco di Trieste, ventenni, trentenni ma anche cinquantenni, sessantenni e più, perché si tratta di un artista che con le sue canzoni, le sue hit da Hanno ucciso l'uomo ragno a Come mai, a Nord Sud Ovest Est e tutte le altre, abbraccia ben 3 generazioni. Come vedete qui davanti ai cancelli del Rocco si attende da ore, da questa mattina, chi con l'ombrello per il sole, chi addirittura, come vedete da questa parte, si fa una partita a carte per ammazzare il tempo. Chi sta vincendo? Nessuno, è la prima. Non è che mi cantate una canzone, una hit di Pezzali, dai, quella che vi piace di più. In coro, dai. Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa, forse quelli della mala, forse la pubblicità. L'obiettivo è andare sotto il palco, proprio stare il più vicino possibile. Sì, andare vicino al palco, appunto. Siamo qua, da stamattina siamo qua anche noi. Quanti concerti hai visto? Abbiamo fatto 4-5 concerti. Benissimo, perché ti piace Pezzali in particolare? Perché tutte canzoni belle, per cui sono emozionanti. Cosa c'è nella borsa frigo per il concerto di Pezzali? Solo acqua. Solo acqua? Siamo tristi, sì. Va bene. Quali sono le vostre canzoni preferite? Eccoti. Eccoti, la tua? Noi non le conosciamo. Lui è un infiltrato, va bene. A te cosa piace di Pezzali? Che tra l'altro è un artista che abbraccia tante generazioni, dai 20 ai 60 anni. Come un deca. Molto bene, come un deca che sa anche un po' di triestini. Sì. Ti vedo proprio in piena canzone fumetto, tipica di Pezzali. Più o meno, dai, abbastanza. No, siamo contentoni, non vediamo l'ora di entrare. Qua in attesa, speriamo di entrare prima del dovuto. Cosa significa per te Pezzali? Perché la cosa bella è che ci sono giovani, giovanissimi, meno giovani. Con le sue canzoni, sono cresciuto con le sue canzoni, sono fan sfegatato, non è il primo concerto che vado a sentire, quindi non vedo l'ora di entrare, sono carico. E siamo allo sport con il basket, cresce l'attesa per la finale promozione della Pallacanestro Trieste, gara 3 domani, Trieste sul 2-0 contro Cantù, se domani dovesse andare bene riconquisterebbe la 1. Vi ricordo domani sera 21:10, Caffè dello Sport speciale, in studio si parlerà un po' più di calcio ma ci saranno i collegamenti con il palazzetto tenendo naturalmente le dita incrociate. Siamo andati all'allenamento mattutino. Sessione di tiro e video di preparazione alla partita, abbracci e sorrisi sotto canestro. Si respira un'aria di attesa piena di speranza del Palatrieste alla vigilia della gara 3 di finale promozione con Cantù, che potrebbe già regalare la massima serie ai ragazzi di coach Christian. Biglietti esauriti, megaschermo al Rocco sotto la curva Furlan e un'atmosfera carica di entusiasmo per spingere la Pallacanestro Trieste all'impresa. Sì, sicuramente c'è un ambiente, ansia, tra virgolette, per domani. La cosa che noi come squadra dobbiamo fare è un po' dimenticare tutta questa energia ma concentrare su Cantù che sicuramente giocherà una partita con spalle al muro, diciamo, fortissimo. Allora ancora c'è lavoro da fare, dobbiamo restare concentrati. Parliamo però di questo percorso playoff fin qui. 8 vittorie, 0 sconfitte, 6 partite vinte in trasferta. Era qualcosa di quasi impensabile. Abbiamo sempre pensato, come abbiamo parlato nel passato, che fiducia è una cosa strana e importante. Abbiamo cominciato contro Rieti a giocare bene al completo. E sai, dopo una vittoria in trasferta a Torino i ragazzi hanno capito che ok, forse c'è qualcosa, dobbiamo concentrare sulle cose. La difesa è stata veramente brava, allora sì, nessuno ha indovinato 8 consecutive, non pensiamo di queste cose, solo che dobbiamo entrare ogni partita giocando il migliore pallacanestro che possiamo fare e allora siamo qui. Quello che ha colpito di più in questi playoff è stato l'approccio alle partite, le ultime 2 di Desio veramente perfetto, e la capacità di Trieste di andare a rimbalzo con tutta la squadra ogni volta mettendo in difficoltà l'avversario sotto canestro a rimbalzo e quindi magari procurando secondi tiri. Sì, ma come rimbalzi abbiamo visto tutto l'anno che è stato il nostro calling card, marchio, non so come si dice, però sicuramente abbiamo concentrato specialmente con Cantù che ha taglia, che va al tabellone, e Jamie nella squadra ha preparato settimane parlando del fatto che dobbiamo andare lì
ogni volta. Abbiamo visto anche nelle due partite, specialmente gara 1, che hanno preso 16, mi sembra, rimbalzi in attacco, allora è stato un punto di riferimento e concentrazione che abbiamo fatto meglio in gara 2 e domani sera dobbiamo fare anche meglio perché sicuramente loro manderanno 12 giocatori al tabellone durante la partita. Domani Pala Trieste sold out, maxi schermo all'esterno, qual è il tuo messaggio che vuoi dare ai tifosi, a una città che si sta stringendo attorno alla squadra? Sì, è sempre stato lo stesso messaggio che abbiamo detto un mese fa, che senza la città, i tifosi non possiamo fare le cose che vogliamo fare. Abbiamo visto in questi mesi che i tifosi sono con noi strettamente, è stata una cosa bellissima, importantissima e sicuramente se vogliamo vincere domani sera abbiamo bisogno di tutta l'energia della città, di 7.000 qualcosa tifosi, anche speriamo 7 a 6 al Rocco, allora è stato fondamentale come abbiamo detto sempre. Allora chiudo il TG ricordandovi stasera maratona elettorale di Ring dalle 21 su Tele4 con il nostro vice direttore Avarino, domani mattina ore 7 sveglia Trieste, commenti sulle europee, Bernardo Gulotta in studio con Nicole Matteoni di Fratelli d'Italia e Caterina Conti del PD. Restate con noi, restate su Tele4.